Adriana Zarri e Mario Pirani, vorrei 2 commenti rapidi su quanto abbiamo appena sentito. Prima a te la parola, Adriana. Dunque, io prima faccio un commento molto divertito, perché ho sentito che, non mi ricordo più chi, diceva che Saddam Hussein avrebbe bisogno di uno psichiatra. Può darsi benissimo, però noi in Italia, dalle massime autorità dello Stato, del governo, quasi tutti hanno il psichiatra dietro. Questa è una cosa notoria, si sa anche nome e cognome dello psichiatra. Quindi se così è, Saddam Hussein è in buonissima compagnia e numerosa. Poi Manisco ci ha fatto molto riflettere dicendo che, e l'abbiamo anche visto, gli americani sono assai poco sensibili alle vittime dei nemici, di coloro che ritengono nemici. A questa luce, ecco, io sarei un po' meno fiera di essere americana, come tanti si proclamavano, così come sarei anche un po' meno fiera di essere irachena quando certi iracheni si scagliano contro altri nemici, alzando sempre più barriere. C'è tutta una massificazione che poi si riversa sui bambini. A me ha fatto un'enorme impressione tutti questi bambini che si scagliano contro Saddam, si scagliano contro Bush. Che cosa ne sanno questi poveri bimbi che facciamo fatica a capirne noi di questa matassa così aggrovigliata? Questi poveri bimbi veramente sono vittime di un plagio continuato perpetrato su di loro dai loro genitori. E poi quello che hai detto tu, Michele, hai messo in parallelo i familiari dell'italiano ucciso e i familiari delle vittime dell'ultimo bombardamento, e hai detto il dolore è uguale per tutti. Il dolore veramente non ha nazionalità, non ha partiti, non conosce guerre, ci dimostra veramente che tutti noi siamo fratelli e che sarebbe ora di riconoscere in pratica questa realtà. Grazie Adriana. Mario Pirani. Io non ho trovato niente di divertente in questa trasmissione. È una trasmissione che dà dolore, che crea ancora più drammatizzazione. Senso etimologico, è un senso sradicante, divertente nel senso di timore per il presente e per il futuro, e per questo fossato d'odio che si sta ancor più creando tra israeliani e palestinesi. Credo che dobbiamo però colpa di chi? Credo che dobbiamo però tenere presente bene una cosa: questa guerra, quella in corso, è una cosa diversa dalla questione arabo-palestinese. Questa guerra l'ha voluta Saddam Hussein, l'ha preparata, si è preparata a condurla, l'ha condotta, l'ha scatenata e la conduce. Tutte le proposte di pace che gli sono state fatte da tutte le parti, lui le ha respinte. Questi orrori che abbiamo visto e che sentiamo finirebbero in un giorno, in mezza giornata, solo se lui accettasse di ritirarsi. Ecco, questo va sempre tenuto presente anche nei commenti che vengono fatti. Manisco giorno dietro giorno instilla odio e condanna verso il governo americano, ma dovrebbe prima di tutto condannare e tenere presente che chi vuole questa guerra e chi l'ha scatenata e chi la fa è Saddam Hussein. Veniamo alla questione palestinese. Questa guerra ha aggravato la situazione e il rapporto arabo-palestinese, l'ha fatto tornare indietro sotto molti punti di vista, e dunque questa guerra e Saddam hanno danneggiato la causa palestinese, una causa sacrosanta, come altrettanto sacrosanta è la causa ebraica. Ora la questione è che bisogna ripartire da capo e affrontare di nuovo assieme la questione, tenendo ben collegato il problema della sicurezza di Israele, a essere sicuro che gli altri non vogliono distruggerlo, come la cosa è stata riproposta, e il diritto dei palestinesi a vivere non sfruttati, perseguitati e tormentati come adesso. Ripartire da questo è assolutamente necessario. Io trovo che questa guerra in tutti i suoi disastri qualche vantaggio paradossalmente l'ha portato. I missili lanciati su Tel Aviv hanno dimostrato che se non oggi, domani Israele potrebbe essere distrutta da qualcosa che non ha nulla a che fare con i territori, con l'ampiezza delle sue frontiere. Può essere colpita da lontano, oggi da Baghdad e domani da Teheran o da un altro dittatore che voglia esercitare il suo dominio sul mondo arabo e distruggere Israele. Secondo luogo, non è vero che qui c'è l'Occidente da una parte e il mondo arabo dall'altra, come dice Ben Bella. Qui c'è una maggioranza di stati arabi che sono con l'ONU e hanno le loro truppe schierate contro Saddam Hussein. Questo non è solo un fatto militare.
Questo dimostra che c'è un'articolazione nel mondo arabo diversa e dunque forse si apre anche una possibilità di un discorso con Israele che fino a ieri non c'era. Terzo, nel governo israeliano si stanno manifestando delle posizioni molto interessanti. Nell'ultimo discorso di Levy, il ministro degli esteri, si ripropone quel progetto di pace che era stato presentato dal governo di coalizione laburista, che presenta con alcuni aspetti nuovi. Cosa dice questo memorandum di Levy? Dobbiamo procedere subito dopo la guerra, o anche prima se fosse possibile, al tentativo di raggiungere degli trattati di pace con i vari stati arabi e parallelamente, questa è la cosa nuova, contemporaneamente aprire trattative con i palestinesi. Su che base? Il progetto era stato già avanzato altre volte, dice: cerchiamo di far eleggere, chiediamo ai palestinesi di eleggersi dei loro rappresentanti a Gaza e nei territori. Bisogna discutere come verranno eletti. E in secondo luogo, questi gestiscano autonomamente questi territori e entro 3 anni, questa è la cosa importante, entro 3 anni si cominciano delle trattative poi su tutte le questioni, con nessuna opzione esclusa, cioè non esclusa, e lo dice il governo Shamir, non esclusa la possibilità che gli israeliani accettino a questo punto, gli israeliani di destra, anche loro accettino la creazione di uno Stato palestinese. Si tratta di esplorare queste ed altri terreni, ma si tratta di ritornare a quel dialogo sulla coesistenza dei due popoli in questo stesso territorio.